Presentata a Ca' Farsetti la manifestazione trofeo Lilt Ve di domenica 2 luglio alla presenza degli attori del mondo dello sport nautico veneziano e delle istituzioni. La LILT quest'anno compie 101 anni, è la Lega Italiana della Lotta ai Tumori e come tale si prefigge di promuovere le buone abitudini di vita. Tra queste c'è anche lo sport e lo sport all'aria aperta è sicuramente una delle cose più consigliabili. Per questo motivo ci siamo così concordati con le varie società della vela di Venezia per organizzare una regata, così avremo un doppio scopo, promuoveremo la vela e anche potremo fare una raccolta fondi che serve a sostenere le nostre attività. Alla Lilt verranno interamente devolute le quote di partecipazione delle imbarcazioni iscritte alla regata per l'acquisto di una nuova auto per il trasporto dei disabili, nonché di una piccola imbarcazione usata. La nostra laguna si renderà protagonista di un bellissimo messaggio di solidarietà e di vita. L'ILT è un'associazione di volontariato con cui collaboriamo da molti anni per sensibilizzare il territorio sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La veleggiata prenderà il via alle ore 13 nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia, su di un percorso a vertici fissi. La premiazione si terrà alle 19 alla Marina Sant'Elena. Ai partecipanti sarà anche distribuita una maglietta realizzata con plastica riciclata e riciclabile. È aperta a tutte le imbarcazioni d'altura in possesso delle documentazioni prescritte per la navigazione da diporto e della copertura assicurativa. Iscrizioni all'indirizzo info@icvenezia.com entro mercoledì 28 giugno.